È compatta la giunta di Padova, così come il centro-sinistra in regione. La sentenza della consulta che ha stabilito che è costituzionale la registrazione all'anagrafe della mamma biologica e di quella intenzionale per le coppie di mamma e arcobaleno è una vittoria dei diritti, ribadisce l'assessora Francesca Benciolini, che oltre ai servizi demografici ha proprio la delega ai diritti umani. Tutta una giunta e tutto un consiglio dovrebbe tenere alta l'attenzione sui diritti. A Padova questa delega serve proprio a ricordarci continuamente che noi lavoriamo nel solco della Costituzione, nel solco della Dichiarazione dei diritti umani, che è universale, riguarda tutti e tutte, e che queste cose sono scritte nel nostro statuto all'articolo 3, e questo ci deve guidare nella nostra azione, e ci guida veramente, perché quando sono arrivate le prime mamme a chiedere di poter avere questi atti di nascita con il doppio nome per i loro bambini e le loro bambine, perché venisse riconosciuta la famiglia che stavano creando, abbiamo a questi documenti, alla Costituzione, alla dichiarazione, alla legge, ci siamo appellati per riuscire a trovare il modo di riconoscere questo loro amore, questo loro desiderio di famiglia. Ad affermare la necessità di una legge è la consigliera regionale Elena Ostanella del Veneto Che Vogliamo. È una sentenza storica, ma non deve essere sancito un diritto grazie solo alla Corte Costituzionale, dovrebbe essere il Parlamento a legiferare. Anche la regione può fare la sua parte. In regione abbiamo più volte discusso di questo tema, purtroppo sempre in una modalità oscurantista da parte delle destre. Ecco, io credo invece che questi non siano temi di parte, sono temi di tutti, perché avere delle famiglie che stanno bene con i loro figli e i loro genitori garantiscono alla società di essere migliori. Lo abbiamo visto in tanti paesi europei e non europei che hanno già riconosciuto questi diritti.